dei fatti, l'arte dei, dei sellai, l'arte dei panettieri, e c'è anche l'arte della commedia, i commedianti dell'arte, appunto. Un'altra cosa molto importante, e qui però siamo molto meno precisi, è che fra il 1545 e la fine del 1500, quindi in quei 50 anni, abbiamo anche per la prima volta sulla scena la figura femminile. Noi sappiamo benissimo che, per esempio, nel teatro shakespeariano la figura femminile arriverà molto più tardi. In quegli anni, noi abbiamo nel 1600 c'è ancora, ci sono ancora gli uomini che fanno i ruoli femminili, no? Giulietta Romeo era un giovane e così via. Tutti i personaggi femminili di Shakespeare erano degli uomini, mentre i comici dell'arte portano in scena le donne. E non sto lì a parlare su che tipo di donne, perché c'è molto mito, eccetera, ma sappiamo che abbiamo avuto delle attrici in quei periodi straordinarie, una per tutti Isabella Adrini, ma prima di lei la Vincenza Armani, è stata la prima in assoluto, molto importante. Poi arriverà Isabella Andreini, un personaggio talmente importante che darà nome a molti canovacci e inventerà proprio il personaggio di Isabella, la prima attrice. Lei sarà lei, Ma nasce Isabella Canali e diventerà poi Isabella Andreini perché sposerà Francesco Andreini, grande comico e grande interprete del personaggio di Capitan Spaventa. Quindi due eventi importanti, il professionismo, la donna, ma un altro evento molto importante è che la commedia dell'arte usa di nuovo le maschere. Le maschere noi le vedevamo anticamente nel teatro greco, poi le vediamo nel teatro latino, no? E poi dopo un po' scompare. Noi sappiamo che viene definito malamente il Medioevo un periodo oscuro dove non c'era arte, in realtà non è così. Noi sappiamo che ci sono molte manifestazioni teatrali e quella più importante in assoluto sono le sacre rappresentazioni, ma dove non si usavano maschere. Uh, L'avvento delle maschere è molto curioso, come i comici portano le maschere. Allora, sicuramente siamo legati alle sacre rappresentazioni. Le sacre rappresentazioni sono praticamente la messa in scena prima all'interno delle chiese, poi nei sagrati, a mano che prende sempre più sviluppo, di momenti sacri della vita di Gesù, della creazione o dei vari santi, no? E ancora adesso in Italia ci sono delle sacre rappresentazioni, per esempio a Pasqua si fa proprio teatralmente la rappresentazione della crocifissione di Cristo. Ci sono alcuni paesi, per esempio nel Marchigiano, dove ricostruiscono veramente il Golgota e tutto il percorso gli ultimi 3 giorni, molto interessanti, con tutto un paese che si mette in costume, è estremamente affascinante. certo. Quindi il paese diventano gli attori, gli interpreti. Comunque, queste sacramentazioni, noi sappiamo bene che se noi vogliamo il paradiso, questo ce lo insegna la nostra cultura, se ci vuole il paradiso, se vogliamo agoniare a diventare il paradiso, ci vuole l'inferno. Se vuoi essere un santo, ci vuole il diavolo, no? Lo stesso nostro Gesù è stato tentato nel deserto da Satana, d'accordo? Per fare questo. Quindi cosa succede? Nelle sacre rappresentazioni, che venivano interpretate chiaramente, quindi tutte le figure dagli appartenenti al clero, chierici e via discorrendo, c'era però bisogno, cioè un santo per essere santo deve essere tentato dal demone, dai diavoli, ma Mm. nessuno voleva fare i diavoli. E vi giuro, non sto mentendo, ma esistevano delle figure, dei giullari, dei comici, dei saltimbanchi, chiamateli come volete, che erano specializzati nel ruolo di demoni. E a Venezia avevamo addirittura una famiglia, Juan Polo, Giovanni Paolo e il figlio, che erano specializzati nel ruolo dei demoni. E loro all'interno di queste sacralizzazioni venivano chiamati, venivano pagati per fare i diavoli. E loro arrivavano con i loro vestiti multicolori, molto spesso erano anche con il membro esposto, quindi in maniera anche osceni, con tamburi, cimbani e con dei mascheroni allegorici. E chiaramente queste figure così oscene,
come dire, chiassose attiravano molto più dell'attenzione di 2 ore di Interessante. Daniele. Cioè, quindi piano piano comincia a nascere in questi comici l'idea che sta roba delle maschere, questi lazzi, i colori, eccetera, aveva una presa sul popolo molto più delle nenie, delle preghiere, eccetera. Non voglio sembrare adesso assolutamente dissacratore, eccetera, ma io sto sempre riferendo questo. Quindi noi abbiamo i ciarlatani, i comici, i saltimbanchi, questi personaggi che fanno i diavoli con dei mascheroni, e poi abbiamo le allegorie dei carnevali, no? L'allegoria del carnevale che viene niente altro che dalle antiche feste pagane, che è il momento dove c'è il ribaltamento della società, dove i poveri possono mascherarsi da ricchi, i ricchi si mascherano da poveri, e dove attraverso le maschere si perpetua il rito di questo, diciamo appunto, scambio sociale, no? Per pochi giorni succede questo, liberi tutti, si dice. Bene, questi sono adesso sto andando molto velocemente, abbiate pazienza che questo diventa un po' l'humus dove piano piano nasce la commedia dell'arte. Ma e qui entra in gioco il Sud America, entrate in gioco voi per modo di dire, al contrario. Perché la commedia d'arte nasce nel 1545, ma nel 1492 succede qualcosa di molto particolare che sconvolge completamente il mondo, che è la scoperta delle Americhe. Ok, noi sappiamo molto bene che la scoperta delle Americhe è stato un incidente, cioè praticamente Colombo che sbaglia strada, ed è rimasto lì, dove cazzo so. Quindi cosa succede? E le grandi potenze di quell'epoca, che sono gli spagnoli, i portoghesi, capiscono molto bene eh, che lì è terra di conquista. E parte quello che è la conquista appunto di queste terre, con tanto di razzie che vengono di oro e di amuleti, di materiale che arriva in Europa, e attraverso la Spagna e il Portogallo, attraverso tutte le corti europee, arriva anche in Italia, attraverso i vari nobili che comunque erano tutti imparentati a quei tempi. In mezzo a tutte queste cose che vengono razziate, cosa ci sono? Ci sono delle maschere d'oro o lavorate, e sono maschere che gli abitanti appunto del Sud America, del Messico, piuttosto che del Brasile o altre zone, erano i loro dei, erano amuleti, d'accordo? E quindi attraverso queste maschere che ai comici viene l'idea di trasformarli in maschere di commedia. E questo è molto interessante, perché cosa succede? Noi sappiamo che la tragedia greca, la maschera è rivolta al cielo, al Deus ex machina, ai dei, mentre attraverso queste maschere invece che arrivano da luoghi pagani, quindi sono pagane, ci uniscono a quelli che sono gli inferi, e quindi le maschere diventano demoniache. Lasciamo perdere che poi queste maschere portano in sé tutta una storia. No, noi sappiamo che l'essere umano si è sempre mascherato dalla notte dei tempi, no? La maschera è sempre stato un transfer per noi, no? Dallo sciamano allo stregone, qualsiasi cultura europea, africana usa le maschere per entrare nello spirito animale, quindi il totem, o come si chiama in Nord Europa i daimon. Quindi noi sappiamo che abbiamo questo fortissimo legame con le maschere, e i comici le trasformano in maschere, però in tipi, in caratteri. Quindi questi animali diventano, Personaggi. diventano antropomorfi, diventano dei personaggi. E quindi creano, abbiate pazienza amici cari, io sto cercando di fare velocemente una sintesi per andare a parlare delle maschere. Quindi passiamo a questo piano piano alla formazione di compagnie di commedia dell'arte. All'interno di queste compagnie ci sono personaggi con maschera e personaggi senza maschera. I personaggi senza maschera sono i personaggi drammatici, che sono gli innamorati. Io ho visto che mi avete mandato qualche tempo, Mauro mi ha mandato
il video Sì. di uno spettacolo molto carino, Un servitore di due padroni, se non ricordo male, e dove appunto diciamo che quello non è commedia dell'arte perché Goldoni farà una riforma. Diciamo che Goldoni prende un canovaccio di commedia dell'arte e lo trasforma in testo scritto, ma è diventato uno spettacolo bandiera perché poi Giorgio Strehler ai suoi tempi, nel dopoguerra, ne fece una versione in pseudo commedia dell'arte, quindi immaginando come fossero i comici dell'arte mettere in scena questo spettacolo. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo personaggi con maschera e personaggi senza maschera. Allora, i personaggi senza maschera sono personaggi drammatici, di solito sono gli innamorati, quelli che portano avanti le loro storie. I temi degli innamorati sono sempre temi estremamente drammatici, amori non corrisposti, gelosie, pene, insomma, pene d'amore. Poi ci sono sempre nei eroi drammatici, sono i giovani innamorati, quindi i primi innamorati sono i personaggi drammatici e appunto il primo attore e il secondo attore, il primo attore e prima attrice. Poi ci sono i secondi innamorati, i più giovani, quelli che noi adesso chiameremo tranquillamente teenagers, dove la loro dinamica è quella del primo incontro amoroso, del primo incontro, del primo bacio, delle prime esperienze, no? Quindi molto più ingenui e molto più, eh, diciamo così, brillanti. Poi abbiamo le parti comiche, che sono le parti con le maschere invece. Le parti comiche però si dividono in due sottogruppi, che sono le parti ridicole, che sono quelle dei servi, quindi Sanni. gli arlecchini, gli zani, i brighelle che adesso vi farò vedere, e poi ci sono le parti gravi, sempre nei personaggi comici, che sono le parti dei vecchi, il Pantalone, il Dottore, i Tartaglia e questi personaggi qua. Quindi questa è la suddivisione delle maschere. Le maschere sono state codificate. Io vi vorrei far vedere, per esempio, la maschera per eccellenza, essendo la mia città, la maschera di Venezia, che è la maschera di Pantalone. Allora, ve la faccio vedere piano piano. Guardate, vedete, è una maschera. Ah, ok, questa è chiaramente, ci tengo a dire una cosa. Queste maschere, noi, le maschere dell'epoca del 1500-1600 non ce n'è più traccia, ce ne sono un paio di modelli in Francia, nel museo, ma si era persa completamente l'arte di costruire le maschere, si erano persi i calchi, si era perso tutto. Quindi queste maschere sono state reinventate negli anni 50, prima da un grande scultore, Donato Sartori, che ha reinventato le maschere, quindi anche la tecnica, quindi prima fare il calco in gesso, poi in legno e poi sopra lavorare il cuoio, e dopodiché da lui ha creato tutta una serie di altri maestri mascherai che poi hanno fatto le maschere. Queste che vedete sono maschere in cuoio, costruite appositamente, quindi sono praticamente indistruttibili. Questa, vediamo se riesco ancora a leggere l'anno che è stata fatta, perché ormai ha subito molte vernici, ma questo come minimo avrà un 25 anni. Ed è una Sì. maschera da pantalone, un tipo pantalone, una maschera che è stata fatta per me. E allora, notate com'è evidente, non so se si vede nell'immagine, com'è evidente però l'aspetto animalesco di questa maschera, no? Questo naso così adunco come un artiglio, un becco, gli occhi, e questa maschera richiama il corvo, perché il pantalone, noi, chiaramente anche voi signori che magari fate in maniera, le vostre rappresentazioni, magari usate Amatoriale. sì, usate magari molto spesso, perché è più facile, più praticabile, usate molto spesso testi di Goldoni, no? L'immagine che voi avete di Pantalone è l'immagine goldoniana del buon vecchio padre, eccetera. Ma di quello che io vi vado a parlare è quello che prima veniva chiamato Magnifico, e questa è la maschera. Adesso vi faccio vedere la prima maschera, che è quella del Magnifico, così le mettiamo a confronto. Prima nasce questa maschera qua, Magnifico, una maschera estremamente arcigna con un naso molto potente, che era la maschera del principe. Il Magnifico era il consigliere del Doge. Chiaramente i comici dell'arte non potevano prendersi gioco del Doge perché gli tagliavano la testa, ma dei suoi consiglieri quello era permesso. Quindi prima nasce il Magnifico, quindi il ricco potente, no? I magnifici, il Doge, i magnifici, cioè chi aveva il potere erano solo nobili. Ma cosa succede? A Venezia
dopo un po' la società cambia, i nobili molto spesso dissipano i loro soldi nel gioco d'azzardo, come sappiamo bene, Venezia è una città ricca e opulenta, ma nasce una nuova categoria sociale molto potente che sono i mercanti e qui nasce infatti la figura del mercante, pantalone di bisognosi, piccolo, aggressivo, con un naso adunco, che ricorda appunto il corvo. E qui ritorniamo. Se noi andiamo a vedere, a pensare, a immaginare com'è l'iconografia di Pantalone, ci viene in mente delle braghe rosse, un corpetto rosso, una zimarra che sarebbe il suo mantello nero, quindi rosso-nero, ha delle babbucce, delle scarpe alla turca che rappresentano quello che è il suo mestiere, quindi lui è un mercante che tratta con i mercati esteri, quindi l'Albania, la Turchia, tutta la costa dalmata, fino poi il re dei mercanti Marco Polo che si spinge in Catai, ha in testa uno zucchetto, una barba caprina molto folta e un naso adunco. Ok, questa, se noi andiamo a pensare a questa iconografia, cosa ci viene in mente? Ci viene in mente a quelle che erano i disegni, gli affreschi che si vedevano sui muri del diavolo, praticamente il diavolo. Il pantalone rappresenta il diavolo, quindi il male, il vecchio pedofilo, perché lui è perennemente innamorato di ragazze molto più giovani, ma molto spesso figlie del suo amico dottore, che lui è, di cui il padre è completamente all'oscuro. E quindi è un personaggio estremamente. Noi ridiamo, ma noi ridiamo perché è esattamente questo il gioco della commedia dell'arte: esasperare quelli che sono le mostruosità, i vizi, i peccati dell'uomo, metterli in ridicolo per far sì che noi ne abbiamo meno paura. Quindi è la figura del demonio. Pantalone è il demonio, è il male, e noi sappiamo che se il mondo deve girare ci vuole il male. Il bene non esiste se non c'è il male. E infatti è stato fatto su adesso vado a memoria, su 200 passacanovacci che sono stati, no, 800 passacanovacci sono stati ritrovati, su 800 ai rotti, su 800 comunque c'è sempre la figura di Pantalone, è sempre presente. Molto meno Arlecchino, molto meno Pulcinella, molto meno gli altri. Pantalone è sempre presente perché è il motore. Cioè, un Pantalone è quello che fa i contrasti, impedisce il matrimonio, è quello che per denaro manda il figlio alla guerra, cioè, è quello che crea i problemi. Quindi la maschera stessa è una maschera del male. Ricorda un corvo. E perché un corvo? Il corvo è intanto sempre parlando di iconografia medievale, perché chiaramente i codici dell'arte si basano sulla storia passata. L'iconografia medievale è sulla spalla della strega. Cosa c'è? O un gatto nero o un corvo, che sono comunque simboli di Lucifero. Il corvo è anche l'uccello, è l'uccello del malaugurio, nasce bianco, poi viene maledetto dagli dei perché porta notizie sventurate, quindi diventerà nero. Il corvo è anche quell'animale che sui campi di battaglia va a beccare gli occhi dei morti, quindi rubando di fatto loro l'anima, portandosi via l'anima. Queste sono le credenze. Quindi capite che abbiamo tutta queste figure. Oltretutto, se noi ci andiamo a pensare un naso così aquilino, barba caprina, ci viene in mente anche un'altra figura emblematica che era molto presente a Venezia e molto temuta a Venezia, che è la figura, in questi momenti un po' tristi di guerre, eccetera, non è molto carino, ma io devo fare la storia, che sono le figure degli ebrei. Noi veneziani siamo famosi per aver inventato il ghetto, cioè non è che l'abbiamo inventato noi, nel senso che il ghetto a Venezia era un'isola, gli ebrei chiedono, che abitavano a Mestre, quindi in terraferma, vogliono venire a Venezia perché Venezia è la piazza degli affari, chiedono al doge un luogo dove risiedere con la loro tribù, sono ebrei delle tribù azkenite, quindi di origine tedesca. Il doge dà a loro in concessione l'isola del Canareggio, dove c'erano delle vecchie fabbriche di getto
delle fonderie, il getto della ghisa, no? Mm. E che si chiamavano le isole del getto. Ma essendo di origine di lingua tedesca, gli ebrei storpiavano il nome dicendolo ghetto, e quindi è diventato il ghetto praticamente. Queste isole, che ancora adesso, se venite a Venezia, sono ancora circondate da mura, e all'interno del ghetto si trovano le case più alte di Venezia, perché le tribù erano, la comunità ebraica era molto numerosa, ma il Doge, per problemi di sicurezza, non ha voluto dare altro spazio, quindi loro si sono costruiti in altezza. Perché? Perché i veneziani, in quel momento la città era in grande espansione, aveva commerci ovunque, quindi i veneziani, per armare le loro navi per i traffici con le Fiandre piuttosto che con la Spagna, appunto Costa Dalmata fino a Cipro, Turchia, eccetera, aveva bisogno di denaro, e gli ebrei avevano le banche. Se voi venite a Campo San Giacometto, proprio a 2 passi da Rialto, dove c'era il mercato, cioè quindi la Wall Street, la borsa, avrebbe chiamata la borsa, ecco lì è ancora, adesso è diventato un locale, ma si chiama ancora Banco Giro, era praticamente il banco dove venivano prestati, dove gli ebrei prestavano i soldi. Quindi Pantaloni richiude in sé tutte queste, iconograficamente e a livello immaginario, queste negatività, perché gli ebrei ai cristiani facevano paura. Si diceva che il sabato gli ebrei bevessero il sangue dei bambini cristiani, no? Un po' come i comunisti mangiano i bambini, un po' una roba del genere. A me mi ha sempre fatto molto ridere questa storia. Quindi, per tutela delle due comunità, la sera le porte del ghetto venivano chiuse, gli ebrei stavano dentro. Tutto questo poi verrà reso famosissimo da una storia meravigliosa, che è Il mercante di Venezia, raccontata da William Shakespeare, che tra l'altro riprende una novella italiana di 150 anni prima. Infatti Shakespeare scrive del ghetto di Venezia, e il ghetto era stato formato da pochissimo, da 30-40 anni si era formato il ghetto. E quindi Pantalone è questo, un po' demone, un po' ebreo, quindi anche la figura dell'avaro, è questo, la figura veneziana per eccellenza, insomma. Alter ego, quindi, quindi è il potere. Se abbiamo il potere abbiamo bisogno di un arlecchino. Adesso vi faccio vedere due arlecchini diversi. Questo arlecchino, molto scimmiesco, vedete, con il pelo, questo è esattamente la copia, è la mia maschera con cui ho girato Ah, il mondo. E questo arlecchino, che è tratto da una stampa del 1600, è stato fatto esattamente identico, è il classico arlecchino italiano. Peloso, no? Non è l'iconografia, che noi abbiamo idea dell'arlecchino, quello che chiamano arlecchino gatto, eccetera. Che invece è questa, che faccio vedere se ce l'avevo qui, eccola qui. Ecco qua, vedete? Ecco, le mettiamo a confronto così vedete le differenze di queste due maschere. Ok, vedete? Oh, scusate, ecco qua. Vedete, sono due arlecchini, ma vedete il bernoccolo rosso per tutte e due, che sta a segnare il loro passato di demoni, no? Arlecchino da Alichino, diavolo citato in Dante, d'accordo? ha Stesso per... un'origine, scusa, Scusami? Arlecchino ha un'origine nordico, Allora, dai sì, allora, vichinghi. allora, allora, come il nome Pantaleone, che ha varie derivazioni, alcuni dicono che viene dal greco panda leon, da potente in tutte le cose, altri essendo figura di mercante, da pianta leone, piantare il leone, che voleva dire, il leone è il gonfalone di San Marco, il simbolo di Venezia, il leone di San Marco, il leone marciano. E quando i mercanti arrivavano sui nuovi mercati, la prima cosa che facevano vicino Piantavano il al leone. banco, piantavano il leone, pianta al leone. Oppure da uno dei santi più venerati che ci sono a Venezia, si trova vicino a Campo Santa Margherita, Campo San Pantaleon, che era un santo guaritore, un po' come San Nicola, questi santi che venivano dalla Turchia, dall'Armenia, e un santo molto venerato, era uno dei santi principali di Venezia prima dell'avvento di San Marco. Quindi il nome è questo. Arlecchino
si pensi che venga o da Alichino, un demone citato appunto da Dante nell'Inferno, insieme a Codariccia, Mamona e altri, o da Hellekin. Hellekin è un demone. Siamo sempre nella saga medievale. Hellekin, che viene citato proprio, che guida la caccia selvaggia a cavallo in sella del suo nero destriero, ed è un demone che viene con tutti i morti a percorrere i cieli a raccogliere le anime dei defunti, a portarle nell'inferno. Queste sono, fa parte della saga nordica. Oppure abbiamo ancora anche Helle König, che è il nome di sempre di un diavolo nella svedese di quelle zone. Quindi comunque nomi legati, come vedete, sia Arlecchino che Pantalone, legati agli inferi. Diciamo che Arlecchino, a differenza di Pantalone, è un diavoletto un po' più, più pasticcione, più buono, più ingenuoso. Anche il suo costume, no? Il suo costume che è fatto a losanghe, no? Adesso noi lo vediamo bello stilizzato a losanghe. Si pensi che derivi anche qui anticamente, che venga prima dal costume di Zanni, ne parlerò dopo, ma molto più anticamente dalla figura mitica dell'uomo selvatico. L'uomo selvatico che viene sempre raffigurato coperto di foglie. Queste foglie poi si seccano, ingialliscono e prendono varie sfumature, no? Si pensa che l'uomo selvatico, che appunto che era questo uomo barbuto che viveva nella foresta, e quindi si pensa che Arlecchino, il costume a toppe di Arlecchino venga da quello. Arlecchino è bergamasco, ma viene a lavorare a Venezia. E qui entriamo in una cosa molto, molto interessante che riguarda tutta l'umanità, voi in particolar modo, ma tutta l'umanità, che è quella dei migranti. La commedia dell'arte è piena di migranti. I primi migranti, prima di Arlecchino, noi abbiamo un'altra figura di migrante. Allora, Venezia è il centro del mondo. È inutile dircelo, adesso non più, ma a quei tempi era veramente potente. Aveva quello, a quei tempi non c'erano i frigoriferi, e Venezia aveva quello che serviva per conservare il cibo, il sale. Venezia ha combattuto ben 5 guerre per il sale. Aveva quello che serviva per far sì che la carne putrida perdesse quell'odore di putrido, aveva le spezie, il zafferano. Quindi tutto questo valeva oro. Oro era montagne d'oro. A Venezia c'è un palazzo che si chiama Cadoro, perché è completamente ricoperto d'oro. La stessa basilica di San Marco. Quindi era una città che dava tantissima prospettiva, e quindi tantissima gente veniva a Venezia, che era molto aperta. Voi girate per Venezia, ci sono Calle degli Albanesi, Calle dei Tedeschi, Fontego, cioè era una città dove all'interno della stessa città c'erano tante comunità, e arrivavano tantissimi migranti. Arrivano a Venezia a lavorare, un po' come succede adesso anche nelle nostre società, no? Noi adesso in Italia arrivano tantissimi ragazzi dalle zone di guerra, oppure dalle zone subsahariane, scappano dalla fame, scappano da situazioni di poca cultura, cioè cercano di evolversi, cercano una chance nella vita, no? Arrivano in Italia, molti solo di transito, perché poi vanno verso la Germania, verso altri paesi, alcuni rimangono in Italia. Molti di loro fanno i lavori umili che noi italiani non vogliamo più fare. Un po' quello che è successo ai nostri migranti quando sono stati in Brasile, i nostri nonni, i nostri genitori. E quindi li vedi a fare i muratori, li vedi a fare tutti quei lavori manuali che noi non vogliamo più fare. Succedeva questo anche a Venezia. A Venezia arrivano dai suoi possedimenti, che era fino alle porte di Milano e fino alle porte di Ferrara, quindi nella terraferma, e poi appunto tutto l'Adriatico. E quindi dalla terraferma arrivavano a Venezia questi personaggi dalle lingue rozze. La lingua ufficiale era il veneziano. Noi sappiamo per esempio che il veneziano ha influenzato tantissimo in Albania. Si parla, moltissime parole sono simili al veneziano, ma anche in Turchia molte parole sono simili al veneziano.
il veneziano era una lingua, si trattava il Una lingua mercato. franca. Sì, si trattava il veneziano. Quindi arrivano a Venezia questi personaggi che parlano dei dialetti molto stretti, molto chiusi, no? Per esempio dal Bergamasco, montagne, arrivavano questi montanari, molto spesso gente che faceva carbone, sporchi, mal vestiti, arrivavano a Venezia per cercare da mangiare, per cercare qualcosa per poter sopravvivere e quindi facevano i lavori più umili, scaricavano le navi, pulivano i canali, quello che non volevano fare i veneziani. Questi si racconta, si narra che questi migranti, la maggior parte di loro avessero dei nomi come Gianni e Giovanni, che tradotti in dialetto veneziano era Insane o Suane. Un esempio molto banale, adesso io non so noi italiani come veniamo chiamati in Argentina, ma sicuramente anche a noi ci avranno messo un'etichetta. Molto semplicemente da noi un ragazzo che quando tu sei al mare, sulla spiaggia, che ti viene a vendere i suoi asciugamani o i braccialetti, noi gli diciamo vucumpra, perché è la prima cosa, li chiamiamo vucumpra, perché è la prima cosa che si avvicina e ti fa vucumpra, la prima parola in italiano che imparano e quindi chiamiamo Vukumpra a dispetto di chi si chiamino Ahmed o Yusuf o che ne so io. Quindi gli diamo delle etichette. Adesso li chiamiamo tutti extracomunitari, quindi gli mettiamo un'etichetta. A quei tempi non importava come si chiamavano, li chiamavano tutti zanni, poveracci che venivano a Venezia vestiti male, che mangiavano solo la polenta e i comici dell'arte capiscono che queste figure così borderline potevano essere molto interessanti per il loro teatro. Quindi raccontare gli ultimi e farne, fra virgolette, degli eroi. E quindi arriva la figura dello Zanni. Questa è una maschera da Zanni. Ve la metto a confronto perché l'Arlecchino è l'archetipo questo, quello che diventerà il padre dello Zanni. Ve la metto a confronto con l'Arlecchino perché così è evidente come attraverso le forme i comici raccontano. Guardate queste due maschere. Sono tutti e due servi, è evidente, ma guardate le linee. Ci risulta facilissimo dire che fra i due, se dovessi scegliere chi è l'intelligente, è questo, dall'occhio, dalle linee, dalle forme. Questo, vedete, un nasone grosso, rozzo, questi occhioni cerchiati, tondi, piccoli, no? Che rappresenta la stupidità o lo stupore alla stessa radice, quindi poco colto, ma soprattutto vedete che non ha fronte. Quindi è completamente sciocco, è completamente privo di fronte, quindi di scatola cranica, non c'è il cervello. E questi zanni molto lenti, a differenza di un arlecchino che invece è molto veloce, ritmico, lo Zanni è molto lento, pesante e fa molto ridere. Viene messo a confronto, le prime forme di commedia all'arte che abbiamo sono appunto fra i due estremi, il principe magnifico e lo Zanni, no? E questo è bellissimo perché vedete le due linee, il demone contro lo stupido. E chiaramente chi vincerà? Sempre questo. Ma cosa succederà? Che sempre nella zannata, nella scena, c'è un momento che lo Zanni riesce a in qualche modo imbrogliare il principe, no? E non so, gli dirà, guardalo, dove? Gli dà delle botte e, e lui lo picchia. D'accordo, scusate questa pantomima orrenda, No, ma solo per darvi idea che per introdurre un'altra cosa velocemente, che questo fa sì che è uno dei motivi per cui il nostro governo, i vostri governi, i nostri governi, quando c'è da fare dei tagli, tagliano il teatro. Perché? Perché il teatro dà speranza, perché il teatro dà cultura. Cosa succedeva in questo brevissimo gioco di pantomima stupido? Si vede chiaramente che uno non ce la farà mai, quel povero Zanni, a vincere contro il principe. Cioè, ci sono i soldi, c'è la cultura, c'è un background insormontabile, ma per un momento, per un solo momento, quello Zanni riesce a prevalere sul potere, sul male. Poi perde, ma il pubblico, però quello che l'effetto qual è?
è il pubblico che guarda, il pubblico che guarda, che chiaramente tifa per lo Zanni, perché noi tutti tifiamo, perché noi tutti ci sentiamo degli Zanni, ci sentiamo degli sventurati, ci sentiamo dei disagiati, ci sentiamo inadeguati contro la macchina burocratica, contro quello che è il potere adesso, no? Che non si chiama più Magnifico, ma ha tanti altri nomi. Però quel momento che lo Zanni riesce a prevalere su tutto questo dà speranza. E noi andiamo a casa pensando, oggi non ce l'abbiamo fatta, ma domani magari sì. E questo dà speranza. E questa è la forza del teatro. E io trovo che sia magnifico questa cosa Sì, e veramente. continuo a vivere su questo. Quindi i comici dell'arte erano, noi sappiamo benissimo che la commedia dell'arte è la forma teatrale perfetta, perché non viene costruita a tavolino, non è un metodo, viene costruita in 300 anni di storia, giorno per giorno sul palcoscenico, facendo esperienze. Quindi lo Zanni è vestito eh, con dei bragoni enormi, dei camicioni enormi che poi lavorando si strappano, si consumano e lui rattoppa con pezzi di sacchi, magari di quelli che lui scarica dalle navi, eccetera. E piano piano anche là si ipotizza che piano piano queste toppe diventeranno toppe colorate e poi piano piano il suo naso si limerà e diventerà da Zanni, diventerà da Arlecchino. Arlecchino subentra, porta con sé invece un altro compagno che è Brighella, no? La famosa coppia comica, primo Zanni, secondo Zanni. Lo Zanni intelligente, Brighella da brigare, da brigante, che è quello astuto, è quello che cerca sempre di fregare il padrone, e l'Arlecchino che combina i casini. E quindi Brighella ha una divisa bianca con delle righe verdi che ricorda molto una divisa militare. Ve ne faccio vedere un qua, un Brighella, aspetta che ce l'avevo, eccolo qua. Questo è un Brighella, allora ve la faccio vedere con l'Arlecchino, ecco qua, vedete, molto più possente, più grosso, ok, molto più aggressivo, no? Questi due sono primo Zanni e secondo Zanni. Poi Poi parleremo anche, perché vedo che ci sono anche molte figure, molti nomi femminili, leggo. Poi parliamo anche delle donne, mi preoccupate. Adesso finisco con le maschere velocemente. Anzi, delle donne c'è una bella parentesi da farvi vedere. Poi c'è un'altra maschera che non è nelle maschere dei servi, che sono i capitani. Il capitano è la maschera che nasce più tardi in commedia dell'arte e che se ne va prima. Goldoni scrive nella sua riforma, continua a scrivere per un po' di Pantalone, Arlecchino, Dottore, Brighella, ma non scrive mai dei capitani. Abbiamo solo una traccia nell'Uomo di Mondo, una dei suoi primi canovacci che lui scrive, delle sue prime commedie che scrive da Canovaccio. Noi abbiamo le tre commedie della Riforma che sono L'Uomo di Mondo, La Donna del Garbo e Il Servitore di Due Padroni. Nell'Uomo di Mondo c'è due scene dove ci sono due personaggi che sono due capitani, che si chiamano Spezzaferro e... Oddio, c'è un vuoto, scusate, Spezzaferro... no, Beccaferro e... Spazzavento? No. No, non me li ricordo. Vabbè, adesso abbiate pazienza, poi lo vedrò. C'ho un po' il cervello fritto. Comunque, c'è questa figura del capitano che Va bene. evidentemente non ha molto successo. Non ha Beccaferro e, ma no, non mi viene in mente Va l'altro. bene, poi. E li ho fatti anche, vabbè. Comunque, questi capitani che nascono Adesso, vengono presi, No. sono sempre stranieri, molto spesso sono spagnoli perché gli spagnoli erano considerati invasori. E Francesco Andrini sarà un grande interprete del capitano, il capitano Spaventa, ma di solito ha nomi come Matamoros, Rinoceronte, e sono questi attori che interpretano questi personaggi con delle maschere terrificanti. Molto spesso queste sono dei veri e propri fanfaroni, raccontano delle vicende straordinarie, ma in realtà sono dei pavidi e paurosi, eccetera. E armati molto spesso di spade, di pezza o di legno. E questa è una maschera da capitano, un capitano lupo
molto vedete, l'aspetto è terrificante, ma in realtà sono proprio dei bambinoni, dei sciocchi. È una cosa molto interessante, Capitano Spavento, sì, no, ma quello è Sonia, sì, ma no, in Carlo Goldoni usa un altro nome. Dicevo, una cosa molto interessante, perché noi pensavamo che i comici dell'arte non sapessero scrivere, non sapessero leggere, cioè, nulla di più falso. C'erano delle persone estremamente colte invece nel commedia dell'arte. Tant'è vero che, per esempio, nel Capitano i suoi monologhi venivano chiamati rodomontate da un personaggio molto famoso che era Rodomonte, tratto dal, se voi avete letto l'Ariosto, l'Orlando Furioso. Rodomonte era uno dei capi dei Saraceni. C'è un bellissimo canto che parla della sede di Parigi, dove appunto c'è Rodomonte, questo capitano furioso, che prende d'assalto da solo Parigi e la mette in scacco, ed è un racconto molto molto bello. E quindi questa rodomontata, questo racconto strabiliante, viene usato, viene preso spunto per raccontare appunto le fanfaronate dei capitani di commedia, quindi si chiamano come si dicono, si vengono chiamate rodomontate. Quindi questo dà segno anche della cultura che avevano i comici dell'arte di quell'epoca. Ultimo personaggio che noi abbiamo qui è il dottore, amico di Pantalone, vecchio. Adesso io non ne ho una proprio classicissima, ne ho una un po' più elaborata. Ok, con questi baffoni che forse non si vedono molto bene. La cosa carina, se ve la faccio vedere in confronto con la maschera, ecco, una maschera intera, che è la maschera del Magnifico, notate che qui c'è solo fronte e naso in questa maschera. Perché? Perché il dottore era appunto un dottore non solo medico, ma un dottore di scienze, astrologo, eccetera. E dunque il naso dà il carattere del personaggio, di quello ne abbiamo bisogno. E qui si voleva mettere in evidenza la fronte per segnare l'intelligenza, la sede dell'intelligenza. Questi sono i personaggi evidenti della commedia dell'arte. Parliamo un attimo delle donne, così facciamo contente Sonia, Lidia, Analia, Susanna, Elisa. Aldo, ne abbiamo già parlato abbastanza di uomini. E poi vorrei lasciare spazio a voi, scusate se vi sto ammorbando. Se, se, se No, vi, va vi benissimo, annoio, molto interessante. se vi annoio, ditemelo. Allora, le donne non hanno maschere. Le donne non portano maschere per il motivo che vi dicevo all'inizio. Siccome il teatro era fatto da uomini, nel momento che i comici dell'arte portano in scena la donna, è chiaro che diventa un'operazione di marketing. Cioè, la gente va a teatro per vedere le donne, diciamocelo chiaramente. Era molto sexy, molto, anche perché a quei tempi le donne venivano chiuse in casa, quindi non potevano uscire. Quindi andare a teatro a vedere una donna, al di là dei pensieri che gli uomini facevano su queste donne, che potevano essere più o meno delle brave donnine o delle donnine un po' allegre, questo non è importante. Si sa invece che erano delle donne estremamente emancipate, che sapevano di musica, sapevano cantare e via discorrendo. Alcuni le dicevano che erano delle cortigiane, ma non è esattissimo. Diciamo che la sessualità a quei tempi era vissuta in maniera molto diversa di adesso. La stessa Isabella Andreini, nelle sue lettere, Isabella Andreini, che era una capocomica, la capocomica della compagnia di Gelosi, quindi moglie di Francesco Andreini, aveva la responsabilità della compagnia. Molto spesso lei cedeva, lo diceva nelle sue lettere, cedeva le sue grazie al duca di turno per avere la piazza per i suoi comici. Aveva una ventina di persone da sfamare e quindi lei cedeva le sue grazie. Quindi diciamo che la sessualità a quei tempi era un po' diversa da quella che concepiamo noi. Non sto dicendo se è bene o male, sto semplicemente Era citando. diversa. Quindi le donne a quei tempi non avevano maschera. La stessa Servetta, la Colombina, che ogni tanto noi vediamo raffigurata nelle cartoline o nelle stampe con delle maschere, l'Arlecchina, ma sono personaggi, l'Arlecchina è un personaggio ottocentesco, ma non è un vero personaggio di commedia d'arte. La serva della commedia dell'arte, la Servetta, che in realtà è colombina, perché in realtà poi nasce toscana, poi diventa veneziana, non ha maschera. E cosa volevo dire? Sì, non ha assolutamente maschera. E quindi cosa succede? Che
Però negli anni, questo anche quando noi riprendiamo la commedia e l'arte, quindi quello che sto parlando io, commedia dell'arte moderna, chiaramente nessuno di noi ha dei video del 1600, quindi quello che noi stiamo facendo è tutto inventato. E quindi appunto a questo punto, negli anni 80 in Italia, se c'era qualcuno di voi era in Italia in quegli anni, o nel racconto dei genitori, eccetera, in Italia ci sono molti movimenti femministi per l'emancipazione femminile, battaglie, sono state combattute battaglie per i diritti, eccetera, no? E gli slogan erano tremate, tremate, le streghe sono tornate. Se non che succede questo, giuro, storia vera, se non che succede questo, la compagnia con cui io poi vado a lavorare 10 anni dopo, io arrivo nel 90, nell'80, quindi ho conosciuto queste persone, quindi questa storia nell'80, il maestro mascheraio, le maschere che avete visto sono tutte di Stefano Perocco di Meduna, era un giovane mascheraio a quei tempi, e all'interno di questa compagnia c'è un'attrice molto, molto incalzata, molto ingaggiata politicamente nelle lotte femministe. Un giorno decide di andare dal maestro, che poi sarà anche il mio maestro Carlo, e dice: io voglio fare uno spettacolo con la maschera, perché è tempo che anche le donne mettano la maschera. Quindi fa una vera e propria rivendicazione, come nella società le donne rivendicavano gli stessi degli uomini, lei dice anche la donna deve mettere la maschera. Il mio maestro, fino a quei tempi, lui faceva mettere le maschere alle donne solo come travestimento. L'innamorata si traveste da lì, ma non sono dei personaggi, non c'è una maschera femminile. Lei va dal il mio maestro gli dice assolutamente no, perché la tradizione dice questo, noi rispettiamo la tradizione. Lei, non convinta da questo, va dal giovane mascheraio e gli chiede di fargli una maschera che io dovrei avere qui, eccola. Gli chiede di fargli una maschera. Lui, dopo vari tentativi, perché qui si parla di fare una maschera nuova di sana pianta, senza avere spunti da stampe, da disegni, una maschera al femminile, perché poi di pantalone arlecchino si scrivono fiumi di lettere, quindi si possono dedurre, ma della maschera femminile non se ne parla, non ci sono. Quindi lui, dopo vari tentativi, cerca di fare una maschera e la genialità è che è il colore e lui la fa bianca e fa questa maschera qua. Questa non è la maschera, questa è il calco della maschera. Ed è una maschera da strega. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Gli fa una maschera a strega. Oh, qui ci addentriamo in un mondo assai complesso, perché nessun canovaccio di commedia dell'arte sono presenti le streghe, perché da noi c'è l'Inquisizione, quindi già gli attori avevano i loro problemi con la Chiesa, a parlare di streghe si finiva sul rogo, quindi non ci sono canovacci di commedia dell'arte che parlano di streghe, quindi l'innovazione è doppia: creare una maschera e andare a inserire la figura della strega che non c'è, che non esiste. A differenza di Shakespeare, che nel 1600 lui scrive tranquillamente le streghe di Macbeth, ma lì c'è un altro tipo di cultura, loro sono protestanti senza Dio, e qui è completamente diverso. A noi li bruciavano sul rogo per molto meno. Quindi arriva la maschera strega. Nora, così si chiama l'attrice, che è ancora viva, molto anziana ma ancora viva, grazie a Dio, va dal mio maestro, gli fa un'improvvisazione con questa maschera. Lei veniva anche dal teatro Kabuki, quindi tutta un'improvvisazione molto, molto stilizzata, con i ventagli, eccetera. Gli piace molto e decide di inserirla in un canovaccio, inserire questa figura della strega. Se non che quella figura lì prende tantissimo piede e adesso è diventato un falso storico. Quasi tutti i canovacci di commedia dell'arte ci sono presenti le streghe, ma è un falso storico, perché non ci sono. Quindi cosa succede? Che la commedia dell'arte da tradizione diventa innovazione. Quindi il teatro è qualcosa che si muove, che cambia. La cosa divertente, per esempio, è che poi ci mettiamo a inventare maschere. La figura, parlando sempre del femminile, la figura della colombina, della servetta, io non so come funziona in Argentina, ma qui in Italia non c'è più la servetta, non c'è più la colombina un po' procace, d'accordo, che si fa inseguire dal vecchio, d'accordo, cosa che vediamo anche per esempio nelle commedie all'italiana negli anni 60, no? Con Totò, Tognazzi, cioè c'è sempre la servetta che parla veneto o friulano, d'accordo?
non c'è più, è sparita. Da qualche anno questa figura è sostituita tu vai al parco e vedi il vecchietto col bastone E la badante. accompagnato dalla badante. Ok, e io per uno spettacolo mi sono fatta fare la maschera da badante. Quindi la nuova servità come dell'arte è la badante. È interpretato da una donna, sempre. Certo. Questa è una maschera femminile che parla con accento molto strano ed è la badante. Un po' rubizza con l'occhietto stupidetto, ingenuotto, ed ecco che abbiamo la figura badante. Quindi vedete che, perché se c'è una cosa che la commedia dell'arte è veramente forte, è che la commedia dell'arte è continuamente specchio della società. Quindi noi prendiamo la società e reinventiamo il personaggio. Un'altra maschera che vi posso far vedere, inventata di sana pianta, è questa. Prima vi ho fatto vedere il dottore, no? Quello col dorso corto, e io vi faccio vedere questa. Questa è un'altra maschera da dottore, vedete? Solo che questa maschera, per esempio, rinchiude in sé, quindi abbiamo solo la fronte e il naso, appunto, come la maschera del dottore, ma questa maschera rinchiude in sé due personaggi, due maschere diverse, che sono la maschera del dottore della commedia dell'arte, ma anche la maschera, la FFP2 dell'epoca, la maschera del dottore della peste, con il grande nasone, d'accordo? Quindi questa è la fusione, perché esistevano. Noi abbiamo appena finito il carnevale, mi fa molto ridere, no? Che la gente si mette le maschere senza sapere le loro storie. Quindi, per esempio, adesso viene usata in maniera carnescialesca la maschera del medico della peste, no? Che in realtà era la maschera antigas dell'epoca. Sì. Se noi andassimo in giro con la FFP2 vestiti a La carnevale, no? mascherina. Sì, con la mascherina fa molto ridere. E, ed era uno strumento di protezione, non proteggeva niente, però almeno ci provavano. E quel grande naso era un filtro, praticamente, dove si mettevano profumi, spezie, anche per togliere la puzza di morte che c'era della peste, eccetera. Ed era corredata da tutta un'imbragatura, quindi un cappotto che veniva catramato, occhiali, eccetera, quindi per cercare di proteggersi. Come un'altra maschera sociale che io vedo usata invece come travestimento, ma era una maschera sociale, adesso io qui non ne ho neanche una perché le ho fuori per spettacoli, sono le baute, quelle bianche, piatte, che erano maschere, che erano il burka dell'epoca, per uscire dovevano mettersi quelle maschere lì. Quindi c'erano delle maschere sociali, invece quelle ho fatto vedere io maschere dell'epoca. Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere una cosa, l'ultima, poi vi lascio spazio alle domande, sono andato un po' lungo, abbiate Sì. pazienza. Questo è il Pulcinella classico, Ah, Pulcinella. quello che vi ho fatto vedere sono maschere del nord della mia cultura, questo invece è il Pulcinella napoletano, questa è la classica maschera, vedete, col abbecco di tucano, benissimo. Questa, però qui invece ve ne faccio vedere un'altra molto interessante, per chi li potete vedere tranquillamente anche su internet. Questo invece è sempre Pulcinella, ma queste sono quelle che vengono disegnati nel Settecento dal Tiepolo. Gian Domenico Tiepolo fa tutta Ah, una con serie di questi, disegni sì, i molto belli dipinti. esatto, sui Pulcinella. Quindi vedete la differenza, l'interpretazione della stessa maschera. Ecco, ci tenevo a farvi vedere questa cosa. Io, Mauro, la chiuderei qui, vi lascerei spazio a voi a domande, a curiosità, e sono a vostra disposizione. Scusate se sono andato un po' lungo, ma quando Bene. attacco non mi si spegne più. No, veramente è stato molto interessante. Noi abbiamo ascoltato molto, con molto interesse. Per esempio, Sonia e Aldo sono in associazione presso la sede perché adesso devono fare le prove con il coro Veneto, Ah, perché mercoledì prossimo, anche nel marco del Carnevale di Venezia che stiamo organizzando, ci sarà un incontro internazionale di musica popolare alpina e ospiteremo ah, anche un coro di Belluno. bello. Chi è la Croda Rossa? No, Coro Oio si chiama. Ah, no, non li conosco. Coro Non li Oio. E conosco. quindi loro sono lì in associazione che devono fare le prove. Quindi io ti Bene. ringrazio. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda. Mi sa Magari che ne faremo un altro ovviamente che vi racconto altre cose. dobbiamo fare assolutamente un altro incontro perché abbiamo parlato solo delle maschere, ma c'è da Sì, raccontare il Carnevale di Venezia sì, dall'interno perché voi siete
parte del Carnevale di Venezia. Qua ovviamente che è un tema molto interessante. Sonia dice purtroppo devo andare, molto Sì. interessante, grazie mille. Scusami, ciao Sicuramente Sonia, buona giornata, buona serata, anzi, buon lavoro. noi anche come gruppo di maschere, noi non facciamo recita, quindi non siamo un gruppo di teatro, facciamo solo una rappresentazione coreografica con alcuni personaggi della commedia dell'arte, altri di fantasia del carnevale, ma il Sì. nostro obiettivo sempre è quello di fare anche teatro, fare commedia dell'arte, Ci sono sicuramente sì, a Venezia, cioè a Venezia, scusami, Venezia, in Italia, come sapete, ci sono molti carnevali, ognuno con le sue caratteristiche, no? Il carnevale di Fano, il carnevale di sì, Putignano, hanno delle storie molto, molto interessanti, molto belle, con le loro sfilate. A Venezia, le sfilate delle maschere, i carri allegorici, quindi sì, ce n'è molto da parlare sui carnevali a Venezia, sui carnevali in Italia, ma in particolar modo anche di sì, Venezia, sì, le sì, sue feste meravigliose che fanno all'interno dei palazzi. sì. Va bene, sicuramente fisseremo un altro appuntamento Certo. per continuare a parlare di questo e anche lavorare per riuscire a portarvi qua in Argentina, che è il nostro Grazie. obiettivo. Quindi non so Grazie. se qualcuno del pubblico vuole fare qualche domanda, qualche A commento. disposizione. Sì. Eh, allora, intanto chiedo io, tu adesso fai di Arlecchino, non Pantaleone, No, io adesso in questo momento gioco, di guarda, tutto. fra 2 giorni gioco pantalone, Ah, ok. poi gioco a tecchino, sì, faccio un po' di, ormai, sai, io sono come, hai presenti i cartoni animati Asterix e Obelix, no? Sì. Asterix beve la pozione, io sono Obelix invece, sono caduto dentro, io sono così, metto una maschera e vado, ormai sono così. Ma devo dire la verità che io recito sempre meno e mi dedico sempre più alla regia e all'insegnamento. Ho un po' meno tempo, adesso sono tornato da poco dalla Romania, adesso appunto dicevo devo andare a Londra dove devo andare a fare una conferenza sempre lì, poi tornerò in Romania, ma ho 2 regie da fare qui in Italia, quindi il mio tempo, devo dire che quando vado in scena vado perché ho bisogno di divertirmi, perché mi diverto come un Esatto. pazzo. Ma lo fai con Poi un... eh, sì, lo invece fai quando tipo faccio Canovaccio o è un'opera di teatro con... allora io parto sempre da Canovacci e poi scrivo io il testo. Io parto da un Ah, ok. canovaccio e poi scrivo il testo e poi lo lavoro con gli attori. Questo dipende anche dai tempi che mi danno. Purtroppo adesso con la crisi i budget sono sempre più risicati, quindi ti danno sempre meno tempo. Una volta, sai, qualche anno fa mi davano 40 giorni per montare uno spettacolo, quindi avevo tutto il tempo di lavorare sull'improvvisazione con gli attori. Adesso devo arrivare con i lavori abbastanza chiusi, poi un 10% sono sempre interventi degli attori sulle loro improvvisazioni, ma lo devo limitare perché non ho il tempo e quindi è un po' complicato. Io ti dicevo, quando vado in scena per divertirmi e sai, con la mia equipe siamo molto affiatati, tutti i miei attori sono tutti i miei ex allievi dell'Accademia, quindi mi conoscono bene, quindi mi lasciano molto spazio e noi andiamo con un testo che sappiamo la scena all'inizio, qual è la fine, e in mezzo giochiamo all'improvvisazione, ma questa cosa qua si fa dopo tanti anni di esperienza. Chiaro. Invece Sì, quando sì, sì. lavoro, quando faccio le regie, sono molto severo, non lascio niente all'improvvisazione. Siamo così. Perfetto. Sì, 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 perfetto. Va bene. Siamo già con la durata prevista di un'ora. Io ti ringrazio perché lì sono le l'una. Adesso sono No, aspetta che una vedo meno 20. le 11, meno un quarto a mezzanotte. Esatto, bene. Anche perché vieni da lavorare tutto il carnevale, quindi sarai molto Guarda, stanco. domani Domani sarà, sarai in sarò vacanza. tantissimo. Domani faccio terme, ma poi, che poi Perfetto. sabato e domenica lavoro. Bene. Bene, allora buon fine settimana, buon rilasso Grazie. domani, buon lavoro Grazie. e sicuramente faremo un altro incontro durante Sono a l'anno. disposizione. A disposizione. Siamo anche disposti a lavorare insieme, quindi speriamo anche di portarvi qua in Argentina.
Benissimo. Mauro, Bene, io ringrazio te, ringrazio tutti i partecipanti, tutta la vostra comunità, vi auguro il meglio in assoluto e ci vediamo presto. Evviva, da noi si esatto. dice evviva la commedia. Viva la commedia allora. Bene, Grazie a tutti, ciao ciao. arrivederci, grazie di essere stati con me, grazie di avermi permesso di